Zdenek Zeman. Signor Zeman, buongiorno. La Juve come le sembra, questa Juve di Allegri nuova? Che E no? neanche vince, peraltro. Esatto. No, vince, ma Eh. non convince. Ma le sembra che Allegri sia troppo difensivo, giochi troppo in difesa? Vabbè, la Juve era sempre basata sulla difesa. difesa e continua a esserlo. E di questo Napoli straordinario Eh. è contento? Sì, sono contento però. Napolitane. Posso dire che finora penso Napoli sta meritando tanto. E le sue ex squadre, la Roma e la Lazio, come le vede? È come sempre, nel senso che sono squadre che hanno momenti positivi e momenti negativi e non si capisce perché. Come allenatore è meglio Mourinho o Sarri? Ma io penso che sono bravi tutti e due, poi il problema è che sono primo anno nelle società. E era meglio Giuseppe Conte al posto di Draghi o era meglio Antonio Conte al posto di Simone Inzaghi? Io direi Antonio. Cioè era meglio Antonio di Simone Inzaghi, dice, perché? Penso che lavora di più. Perché lavora poco Simone Inzaghi? No, ma nel senso che riesce a far capire ai giocatori quello che devono fare, li convince di fare certe cose. E Simone Inzaghi meno, invece li convince meno? E lì penso che sono giocatori di più che decidono. Che calciatore le ricorda Mario Draghi? Non lo so calciatore, io so che gioca a golf. Ma è ancora amico di Di Battista? Sì, anche se non lo sento da tempo. Secondo lei ha fatto bene a uscire dai 5 Stelle? Ma per me quelli che non sono contenti dovrebbero uscire tutti. Certo. Io penso che sono tanti scontenti, ma non solo nelle 5 Stelle. Ma lei ha votato a Roma per il sindaco? Io voto sempre Raggi perché è ecco. la prima che non ha fatto debiti. Non le piace Gualtieri? Se non li voto non mi convincono. Cos'è che non la convince di Gualtieri? Il passato. Cassano ha detto che Totti tra 20 anni sarà dimenticato. Io penso di no. Però io penso che lui rimane sempre simbolo della Roma. Si è vista anche domenica, no? E c'era qualche coro contro. Lei gli avrebbe fatti anche lei i cori contro Spalletti a favore di Totti? No, io no, anche se sicuramente preferisco Totti. A Spalletti. Ma e tra 20 anni ci si ricorderà di Cassano invece? A Bari sì. No, solo a Bari, dice a Roma no? Difficile. Difficile, perché dice non ha lasciato un bel ricordo? No, ha fatto bene anche a Roma, però non così come gli altri.